Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione su Tele Friuli. Apriamo con lo sport perché la notizia è che Gabriele Cioffi, il traghettatore scelto dall'Udinese al posto dell'esonerato Luca Gotti. Il vice ha già allenato i bianconeri lo scorso anno contro la Lazio quando il primo allenatore era indisponibile per Covid. Nessuna certezza però su quanto durerà il mandato di Cioffi né su chi sia il vero successore dell'allenatore di Adria. Vediamo. L'unica cosa certa è che a guidare la squadra in questo primo giorno di ritiro in vista della sfida contro il Milan sarà Gabriele Cioffi. È su di lui che l'Udinese ha fatto ricadere l'eredità del suo stesso primo allenatore, quel Luca Gotti esonerato ieri e su cui 2 anni e mezzo fa l'Udinese stessa aveva investito tempo e risorse. Gotti, che era stato prima inserito nello staff di Tudor e poi promosso d'imperio vice allenatore e subito dopo allenatore, è stato sollevato dall'incarico a 24 ore di distanza dalla debacle contro l'Empoli. Ma la scelta di non scegliere, almeno al momento, è stata l'unica cosa certa di una giornata convulsa e fatta di correnti interne e bisogno di ordine. A metterlo ci ha pensato Gino Pozzo, arrivato appositamente da Londra, che ha deciso, per il momento, di promuovere Cioffi a primo allenatore. Di fatto una decisione per prendere tempo e arrivare senza la fretta di sostituire di corsa Luca Gotti a un nome che riesca a unire le intenzioni delle varie frange societarie. La volontà di attendere sembra favorire Dejan Stankovic, che domani si gioca l'accesso alle fasi finali di Europa League con la Stella Rossa, ma che proprio in caso di passaggio del turno sarebbe certamente meno disposto ad abbandonare la Serbia e venire in Friuli. Gli altri nomi noti sono sempre gli stessi, con Zenga, Giampaolo e Maran pronti a subentrare. La pista di Pozzo Junior invece punta alla Spagna, in polce Paco Gemes, ex Rayo Vallecano, con più defilati ora Diego Martinez e Albert Celadas. Sempre che, come è successo al suo primo allenatore, anche Cioffi, a forza di dinieghi e smentite, non si accomodi a lungo sulla panchina dell'Udinese. Basket. Sarà trasmesso questa sera alle 21 da Tele Friuli il derby regionale di Serie B di basket tra Web Gesteco Cividale e Falconstar Monfalcone, valido per l'11ª giornata di campionato. Cividale è prima in classifica alla pari con Mestre, che sarà il prossimo avversario delle Aquile Ducali. Monfalcone invece è all'8° posto, ampiamente al di sopra della zona salvezza, ma ha bisogno di punti per cementare la permanenza in categoria, magari guardando poco più su nella zona playoff. Nell'intervallo della partita, che si giocherà al Para Perusini, appuntamento con un'edizione speciale di Sport FVG per tutti i risultati del turno infrasettimanale di oggi del calcio dilettanti. Siamo alla cronaca, maltempo in arrivo in regione. Dalle 15 di oggi alle 14 di domani la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo per l'arrivo sul territorio di vento, pioggia e neve, segnalando il rischio valanghe in montagna e il fenomeno dell'acqua alta con mareggiate sulla costa. Dal pomeriggio sono previste piogge su pianura e costa, mentre sulla zona montana nevicate inizialmente deboli o moderate, poi più abbondanti fino a fondovalle oltre i 500 metri circa sulle colline orientali. Dalla sera e fino a notte inoltrata le nevicate sui monti saranno più intense e le piogge su pianura e costa saranno più consistenti. Sulla pianura occidentale non è esclusa qualche fase di pioggia mista a neve. Soffierà vento sostenuto da nord-est in pianura e sulle zone orientali, forte da est sulla costa e da sud o sud-est sulle prealpi. Sulla costa successivamente il vento sarà da sud sostenuto. Lungo il litorale probabile acqua alta con possibili mareggiate, specie a ovest. Un colpo da 20.000 euro è stato messo a segno in una casa di Sedegliano ieri pomeriggio. Dall'abitazione rimasta incustodita durante il fine settimana sono spariti monili in oro e preziosi di ingente valore. Una donna di Premariacco è finita nel mirino di malviventi che, dopo essersi introdotti nella sua casa e aver rubato 500 euro e una carta bancomat, hanno poi eseguito 2 prelievi per 2.500 euro. Caso simile a Codroipo, dove un'anziana che si è recata allo sportello bancomat è stata avvicinata da uno sconosciuto che, con la scusa di aiutarla a eseguire il prelievo, ha memorizzato il codice e ha fatto poi dei prelievi fraudolenti per 2.000 euro. Indagano i carabinieri. Vandali nel cimitero di Corno di Rosazzo di via Visentini. Li hanno segnalati alla polizia locale alcuni residenti che hanno trovato 3 lapidi divelte. Si tratta di un camposanto molto vecchio che normalmente non viene chiuso al calare del buio.
Vajont continua a essere l'unico comune dell'Alto Pordenonese a non godere della fascia di maggior sconto sul prezzo del carburante, una beffa burocratica che si trascina da anni. Per questo il consigliere regionale Emanuele Zanon ha presentato un documento in aula chiedendo un fondo di indennizzo per il comune. Una mozione in Consiglio regionale per impegnare l'Aula a istituire un fondo di compensazione a favore dei cittadini di Vajont, da sempre esclusi dallo sconto maggiorato sui carburanti. Il consigliere di Regione Futura e già sindaco di Cavassonuovo Emanuele Zanon ha presentato un documento che sarà affrontato prima della prossima legge finanziaria in discussione entro la fine dell'anno. Il presupposto della sovvenzione una tantum per Vajont è motivato dal fatto che quest'ultimo rappresenta l'unico comune dell'Alto Pordenonese a non godere della massima riduzione del prezzo di benzina e gasolio. Un vecchio cavillo legato agli anni 60, quando il paese non era stato ancora decretato comune a tutti gli effetti, ha impedito fino ad oggi l'aggiornamento dell'elenco dei beneficiari. Risultato: i residenti di Vajont si sono ritrovati in fascia 2 e non sono serviti anni di proteste e di solleciti per cambiare le cose. La stessa amministrazione, guidata dal sindaco Lavinia Corona, si è più volte appellata agli uffici competenti per un cambiamento del sistema di applicazione delle agevolazioni. Di qui l'iniziativa di Zanon, che punta a versare al bilancio municipale una somma a titolo di indennizzo. Trattandosi di una compensazione, per quanto è stato pagato in più da tutti gli abitanti, queste risorse sarebbero vincolate a progetti sociali come la riduzione delle tasse locali o l'abbattimento del costo della mensa scolastica, un modo per dimostrare concretamente la vicinanza della Regione alla cittadina colpita senza motivo da una situazione giuridica che va sanata al più presto modificando la legge regionale sui carburanti, ha commentato al proposito Zanon. Un incidente stradale ha danneggiato nelle ultime ore un furgoncino dell'ENPA di Udine, tamponato nella sua parte posteriore da un altro veicolo. A bordo del mezzo erano presenti 2 volontarie, di cui una è finita al pronto soccorso a seguito dei postumi del colpo di frusta subito. Fortunatamente nessun animale era in quel momento trasportato. Chi ci è rimesso di più, spiega la sezione di Udine dell'Ente Nazionale Protezione Animali, è l'indispensabile furgone. Per tale motivo l'associazione animalista ha lanciato una raccolta fondi urgente per poter raccogliere una somma sufficiente ad acquistare un nuovo veicolo, anche di seconda mano. La copertura assicurativa dei danni, infatti, non sarà sufficiente a garantire il recupero del mezzo incidentato. I riferimenti si possono trovare nei canali social dell'ente udinese. Confronto a Barcis tra Regione e Comuni delle Dolomiti Friulane sul piano di investimenti da 14 milioni di euro. Molte opere sono già state avviate, altre necessitano di un ulteriore accordo per essere completate. Vediamo. C'è un'intesa sull'accordo di programma quadro per l'area interna delle Dolomiti Friulane che, grazie all'impegno dei sindaci e degli enti locali, ci consente di dare completa attuazione ad un piano di investimenti da 14 milioni di euro. Lo ha dichiarato a Barcis l'assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, Stefano Zanier, intervenendo all'assemblea dei sindaci della magnifica comunità Dolomiti Friulane, Cavalle Cansiglio, per fare il punto sugli investimenti correlati al piano nazionale aree interne. Andiamo a concludere quel percorso iniziato con la strategia aree interne, per cui una serie di interventi a valere sui fondi comunitari hanno un buon stato di avanzamento, altri invece necessitano, a seguito della firma degli APQ, di essere messi a terra proprio con il coinvolgimento di tutto il territorio. Un territorio che in fase di programmazione si è speso per riuscire a individuare gli interventi da realizzare e che oggi viene chiamato a un ulteriore sforzo, che è quello proprio di tradurre in pratica le ultime misure che sono frutto dell'accordo nazionale. È iniziato un percorso che vedrà coinvolte tutte le comunità di montagna della nostra regione per andare a definire, a seconda di quelle che sono le potenzialità delle singole aree, ovvero anche quelle che possono essere in comune tra le singole aree, quella declinazione delle politiche della montagna che, come si dice molto spesso, devono essere aderenti al fatto che in Friuli Venezia Giulia non esiste una montagna, ma la montagna è declinata in molti modi diversi a seconda delle condizioni nelle quali, anche banalmente dal punto di vista orografico piuttosto che ambientale, è connotata questa nostra magnifica regione. Racconta dei giovani friulani impegnati in agricoltura in Friuli Venezia Giulia il nuovo libro di Walter Filipputti, presentato nella sede della Camera di Commercio di Pordenone Udine. Vediamo. Si chiama Le opportunità socio-economiche per gli agricoltori del futuro, il nuovo libro di Walter Filipputti dedicato all'agricoltura nella nostra regione. È dedicato ai giovani, ma devono leggerlo quelli che non sono giovani, perché capiranno che i giovani sono molto avanti e vogliono andare avanti. Ma lo spirito è quello di
rinnovare, di raccontare delle storie che pochi conoscono, che dimostrano come l'agricoltura letta e ritenuta e vissuta come un comparto fermo, in effetti sta correndo velocissimamente. Soprattutto andiamo a esplorare un mondo che è sconosciuto ai più. Bisognerebbe ascoltare i ragazzi e soprattutto andare a capire quali sono i vantaggi di una regione come la nostra, che può permettersi di fare prodotti di alta qualità a chilometro zero, come si dice, ma soprattutto con uno spirito nuovo. Il Palamostre di Udine ha ospitato una serata omaggio ai 50 anni del Palio Teatrale Studentesco. Vediamo. Serata omaggio al Teatro Palamostre di Udine per il cinquantennale del Palio Teatrale Studentesco, importante rassegna che ha rappresentato e rappresenta tuttora per Udine una manifestazione diventata sempre più parte della città, che l'ha accompagnata nella crescita culturale e politica nel senso più alto del termine. Il Teatro Club Udine, che ha contribuito a farlo nascere nel 1972 con titolo d'evento Il teatro, la scuola, la città, ha voluto pure omaggiare il suo fondatore Rodolfo Castiglione, scomparso 5 anni fa, con un viaggio nella memoria sulle origini e storia del Palio riportate dal critico teatrale e giornalista Mario Brandolin, con cooperazione di Giacomo Zito, anche lui ex palliense, attualmente affermato regista, attore e direttore artistico di importanti rassegne, fra le quali il Festival di Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni e la rassegna estiva Fantastiche Visioni di Ariccia. Con l'assessore alla cultura del comune di Udine Fabrizio Cigolotto a fare gli onori di casa sono intervenuti la presidente del Teatro Club Udine Alessandra Pergolese, il responsabile artistico del Palio Paolo Mattotti, il presidente dell'ERT Ente Regionale Teatrale Sergio Cuzzi, il presidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine Giovanni Nistri, con il suo direttore artistico per la prosa Giuseppe Bevilacqua. Ai ricordi ed aneddoti con richiamo alle figure che hanno segnato la storia del Palio, fra le quali Angela Felice, era abbinato un documentario di 11 brevi video con una trentina di interviste realizzato dal Teatro Club in collaborazione con Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Ente Regionale Teatrale ed Archivio Castiglione, con la regia di Stefano Giacomuzzi, udinese salito per i suoi lavori agli onori della cronaca nazionale ed internazionale. A concludere l'evento alcuni frammenti di spettacoli già andati in scena nelle passate edizioni, interpretati fra inserti multimediali e musica da una decina di ragazzi e ragazze sotto la guida di Giacomo Zito, con comune denominatore la memoria ed energia che il Palio stesso può liberare. Il telegiornale termina qui, vi lascio adesso con l'appuntamento con A voi la linea. Buona giornata.